Pugno duro della Regione contro i ritardi nell'ambito dei lavori stradali. La Palermo-Agrigento, ad esempio, è attraversata e interrotta da cantieri spesso in stop, con gravi disagi agli utenti. Adesso, a fronte di ciò che ormai ha assunto i contorni di una vera e propria incompiuta, la Regione Sicilia ha lanciato l'ultimatum: o ripartono subito i lavori o la ditta può dire addio al contratto. L'impresa Ravennate, che ha l'appalto della Palermo-Agrigento, ha già previsto la ripresa dell'intervento. Le ragioni del blocco sarebbero legate alle frizioni tra ANAS e la CMC di Ravenna su una delle più importanti perizie di variante del maxi cantiere del raddoppio fra Palermo e Lercara Friddi. Infatti, un mese addietro l'impresa Ravennate ha presentato varianti per quasi 80 milioni di euro e tra le due parti vi sono ancora contese su circa 5-6 milioni di euro. Nel frattempo il presidente della regione, Nello Musumeci, è intervenuto in un cantiere di lavori in corso ad opera dell'ANAS lungo la Catania-Palermo. Si sta lavorando, il nostro obiettivo è quello di incalzare l'ANAS affinché si recuperi il tanto tempo perduto, ridurre il numero dei cantieri. Erano 11 all'inizio dell'anno sulla Catania-Palermo, adesso sono 5, l'anno prossimo entro l'estate verrà riaperto anche il tratto interrotto dalla caduta del pilone di Imera. C'è una sinergia con l'azienda dello Stato, ma abbiamo bisogno di ridurre i disagi, quindi cantieri sempre più ridotti ma anche sempre più affollati di operai e, perché no, quando è possibile, lavorare anche di notte.